Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi improvviserò vlogger in un video totalmente a caso, però oggi è un'occasione speciale perché, come ben vedete, c'è una persona speciale. Lui non ha bisogno di presentazioni, è lo youtuber più famoso in Italia, nel mondo della montagna, è lo youtuber più ricco e con più sponsorizzazioni al mondo. Lui è il mitico Matteo Peroni. Dopo mi mandi l'Iban che ci mettiamo d'accordo per questa presentazione. Certo, un po' certo, esagerata, certo. secondo me. Oggi siamo a Pradimezzo, nella Gordino, e andremo a fare il bivacco Bedin. E basta, ho già parlato troppo. I'm lost, right beside you. Just the one more night I'm falling out about. I'm lost, right beside you. Just the one that's way up round and from about. I'm lost, right beside you. Just the one more night I'm falling out about. I'm lost, right beside you. Just the one that's way up round and from about. Quota 1700 metri, Casera Ambrosogne. Qua ci fermiamo un attimo a mangiare qualcosa. Siamo circa a metà del dislivello, un pochino di più in realtà. Necessitiamo di una pausa perché fa veramente tanto caldo e c'è parecchio umido. Quindi riprendiamo fiato, riprendiamo le forze. Ma posso io mangiare quelle robe qua? Vabbè dai, uno sì. Grazie. Non ho quanto tempo. Simo, vuoi un pezzo di barretta proteica? No, io ingosto bene così, grazie. I'm lost, right beside you. Just the one more night I'm falling out about. I'm lost, right beside you. Just the one that's way up round and from about. I'm lost, right beside you. Just the one more night I'm falling out about. I'm lost, right beside you. Just the one that's way up round and from about. Zitti. Attenzione. Inizia a vedere l'Agner, sicuramente, quello lì. Non mi sembra. Quello lì. Poi vedo il Civetta di là. E cosa c'è poi? La Moiazza. Sì. E poi è che non mi ricordo bene, però le riconosco. È che non me le ricordo, mi sono sfuggite. Va bene, Simo. Debito di ossigeno. Va bene, va bene, va bene. Va bene, quanta fantasia che hanno questi Gen Z, mamma mia. Però ho spianato. Sì, è vero, almeno quello. Non avremo una gran vista, ma Almeno facciamo un po' meno fatica. Anche perché abbiamo sulle spalle quasi 1400. Dai, siamo quasi. come un miraggio nella nebbia. Abemus bivacco. Che la gente si lamenta sempre del fatto che il Bedin è pieno. Oggi siamo qua io e Simo e basta. Quindi, beh, questo non lo sappiamo ancora in realtà. Ma adesso sì, adesso sì. Se volete venire a Bedin e essere da soli dovete beccare un metro di merda così, posto.
Pronti? Pronti? Bivacco Andiamo. Tour, ci siamo. Attenzione, attenzione, la famosa veranda panoramica con panorama nullo, ovviamente. 9 posti letto, top, figata. Io non ho solo quella frontale, ma non ho portato luci, tanto so che tu sei... no, sto giro anch'io. Quanti soldi che ti No, pagano? no, beh, allora queste robe qua, tagliare assolutamente. L'audio farà cagare quasi quanto la roba che ti stai aprendo. Ma allora, innanzitutto guarda che bella cera che ha. No, vuoi sentire l'odore almeno? No, niente, mangio io dai. Ma fredda così si mangia? Certo. Cos'è che sarebbe? Quinoa con piselli, carote e mais. Buona così, non lo so. O scalda al volo. Tu invece cos'hai? Il pranzo? Parlando di cose molto più serie. Panino con una buona dose di formaggio e una buona dose di Porchetta. porchetta arrosto. Mamma mia che profumo che ha. Mangio così. E con cosa le accompagniamo queste? Beh, io da piano nutrizionale dovrei solo accompagnare con l'acqua. Però oggi. Oggi abbiamo una vasta scelta. E allora scegliamone una dai. Al momento da cosa partiamo? Bisogna alzare la gradazione alcolica. Quindi teoricamente quella che ne ha di meno per prima. Ovviamente cosa non ho? Il cavatappi. Veramente? Però Ti faccio vedere una cosa off camera No, che taglieremo. ti faccio vedere una cosa. Risotto. Non la taglieremo. Che bel colorino che ha, possiamo dirlo? Bisogna fargli fare la schiuma alla birra, eh? Sì, no. No, Ti ho detto qualcosa? No, però stavo già percependo un po' di tono. Senti, Uno sguardo. inizia a salire. Sembra caffè. Cappuccino. Madonna, davvero, Ballerina cappuccina. Espresso macchiato. Macchiato, por favore. Tieni, allora Simo. Questa birra inaspettata alla fine super apprezzata. Mamma mia, che buona! Porca miseria! È una birra tedesca di... Tagliamo. Birra di Bamberga, che è in Germania. Grazie. E è stata la birra che abbiamo assaggiato mentre eravamo lì in gita in quarta superiore. Eravamo maggiorenni, ovviamente. Quarta superiore. Di poco. Io faccio gli anni a marzo. Di poco. 4 giorni dopo Ma di me, in realtà in Germania l'età per bere birra è 16 anni. quindi avresti potuto anche 2 anni prima. Potevamo andare anche prima, sì. Posso dire che la birra si sposa meglio col tuo pranzo che rispetto al No, no, non puoi dirlo. Mi ha dato un po' di freddo ai piedi adesso, no. Perché voi non lo sapete. E forse è meglio che non lo sappiano. Ma Simone in Non si questo può dire. momento è in mutande, senza calzini. Abbiamo un'ampia scelta. Tiro fuori tutto? Tira fuori tutto, Tiro fuori tutto. Spoiler alert. Allora, quest'oggi abbiamo 2 formaggi, un primiero fresco e un puzzone di Moena, funghetti secchi, tris di salamini con camoscio, cervo e capriolo, 3 etti di
salsiccia lucanica di Siror, che anche questa ci tornerà più. Sì, va bene comunque perché ce l'ho proprio nel piano nutrizionale, quella quindi top. Sì. E E poi il risottino. E il risottino, che, Sì. eccolo qua, abbiamo anche il risottino. E basta. Bene, Simo hai fatto vedere, però adesso tagliamo anche, dai, da bravo. Allora, a lei la scelta. Cervo. Partiamo. Cervo sia. Un grande classico. Profumi. Davvero, Fanne 4. Cioè, cosa vuol dire? 3 fette. Ne sono uscite 3. Mi sembrava tanto salame, invece ne sono uscite solo 3. Spellicoliamo. E Ne abbiamo 4. Senza distruggere. A posto. l'ora dell'assaggio. Si sente che non sono industriali, però. Tanto buoni. Non abbiamo detto gli ingredienti. Prego. Allora, carne di cervo 70%, quindi maiale 25%, siamo al 95%. 5% è sale, aromi, conservanti. A posto. 5%. No, va bene, dai, però. Guarda che quelli industriali c'è dentro tanto più merda, Grassi 20 grammi Su. 100. Proteine 30. Proteico, Sì, va bene invece per la della palestra. barretta, la prossima Va bene volta. per la palestra. Avevo letto una cosa molto interessante sulle salsicce. Grassi 31. Proteine, Ascolta, però. proteine 14. Siamo arrivati qua in macchina? No, siamo arrivati qua a piedi. Facendo 1400 di dislivello. Certo. Ce lo meritiamo? Certo. A maggior ragione perché è l'unica cosa che possiamo Sì, fare. in questo momento sì. Sì, ma noi siamo fiduciosi che a un certo punto uscirà un sole dalla Madonna, avremo un panorama devastante. Mentre staremo dormendo. Speriamo. Speriamo. Allora qua. Dovrebbe essere più mediterraneo di me. Secondo round, capriolo, primiero fresco. E acqua. Questo non si crede a nessuno. Anche perché in una bottiglia così, che ci sia acqua, non ci crederà mai nessuno. E comunque nel frattempo non siamo più solo noi due, ma abbiamo ospiti. Filippo, Nima, Bianca, Giacomo e Riccardo. Visto me li sono studiati. Bravissimo Riccardo, che non si vede, ma è qua. Due persone forse si sono disperse nella mente. Ma in teoria arriveranno. Quindi 9 posti letto, 9 persone, giusti. Abbiamo Perfetti. digestiva, Siamo al terzo round. inglese 10. Salamino di Camoscio. Taralino tattico sempre. Siamo ancora sul primiero perché era una vagonata. Sì, comunque questi sono gli ultimi cubetti di primiero, Gli perché è ultimi finito. erano duetti abbondanti, ma abbiamo ancora Di cosa? duetti e 0,2 di puzzone, che penso che quando apriremo Ma andiamo via tutti. andiamo via tutti. Aggiornamento dal bivacco Bedin, il meteo è stato un disastro tutto il pomeriggio, ora sono le 8:50 e il sole è già andato giù, ma in realtà non è mai stato su, quindi prepariamo la cena e confidiamo che domani al nostro risveglio si riesca a vedere qualcosa. Vabbè, vediamo come sarà il risottino di Simo. Bene, aiutami. Cioè, tipo...
Cioè sei in bivacco da lì. Ok. Cioè infatti io e mio cugino Noi facciamo anche una ripresina sulla luccanica di Sior. Funghi porcini, Qui dentro, il nel brodino, brodino. pronti per fare il risottino, che mi sono perso qua. Vinello, come sempre. Visto che ogni roba che hai toccato stasera l'hai fatta cadere, riusciremo a mangiarlo il risotto? Dico, chiedo, è per un amico. È un'opzione. Probabilità 50-50 per il momento. bene. Piccola, diffusa, perché tutti hanno in mente il bel dragone verde, super sì, figo, che vabbè, cioè lotta vera contro il... Perché non è... Allora, risottino, Dovrebbe essere tipo sparring magari. sì, con è lui. sparring, però voglio si fa più intenso. porcini, Ok. Bello, Con- bello. con il Vulcanica Ma non sarebbe, no, ma e non puzzone. sarebbe giusto. puzzone in però- quantità imbarazzante. Se dico la box per me nasce come sfogo. Ok. Quindi mi sfogo. Dette parole povere ogni tanto. Beh, La bello, concentrazione di un uomo che ha fame. che ha fame. Ah, che bella crosticina che si è fatta in fondo alla penna. Vabbè, tanto è tua, dovrai pensarci tu. Ma sì, domani ci facciamo il caffè. No, posto. Assaggiamo? Vai, Vado? vai. Cos'è che devo dirti alla fine se mi piace? Beh, quello che vuoi, dimmi. Sì, mo te la darei. Me la daresti? Finita l'acqua. Finita cosa, scusa? L'acqua santa. Sì, poi comunque c'è un sacco di sporci. Bene, situazione bivacco Bedin, c'è ancora tanto nuvolo, quindi la GoPro fuori non la metto. Noi ci vediamo domani sperando in un meteo migliore. Buonanotte.